Credo che l'amministrazione perseguirà sicuramente questa strada, perché fin dall'inizio l'assessore Camolei ha sempre parlato di riuscire a portare nel centro storico strutture e negozi di una certa metratura che non siano i negozi tradizionali. Parole che codificate racconterebbero la nascita di un nuovo polo commerciale in Piazza Borsa a Treviso, dove attualmente risiede la Camera di Commercio, che nel risico immobiliare del centro dovrebbe spostarsi a Lappiani, progetto che, stando al referente di Ascom Centro Storico, potrebbe concretizzarsi a breve. Io credo che si debba sempre parlare di una legislatura su cose di questo tipo, quindi credo sicuramente un paio d'anni per quanto riguarda la Camera di Commercio. Nel progetto del nuovo multistore negozi di abbigliamento per un target medio eppure una nota catena alimentare. Per Ascom il megastore garantirebbe un afflusso maggiore di gente in centro e di riflesso benefici anche alle piccole botteghe. Qualsiasi iniziativa che possa portare clientela in centro sia positiva, perché poi ogni commerciante si fa la sua politica commerciale. Contrastanti i pareri dei negozianti sull'idea del nuovo insediamento commerciale. Non sono in grado di esprimere una valutazione né dettata dall'entusiasmo ma neanche di totale diniego. Tutto ciò che crea concorrenza senz'altro fa piacere ai clienti. Però può stimolare anche noi. Se lo stimolo parte dal centro storico, rimane nel centro storico, può essere anche a lungo andare un beneficio per tutti noi. Direi che ho un parere un po' contrastante su questa cosa, ecco, dipende dal target di clientela che può portare, insomma può essere positivo almeno per il nostro stile sicuramente, come invece può essere magari un target di clientela che magari a noi non interessa.